contento da me. Un giorno, quasi tutti i sorelli, partì abbandonando i terreni. Presto, già giochi e figli di sciame, non si poté più accattare lo pane. Non avendo ormai di mangiare, li porci a partire a camminare. Siccome lo peditto era grande, si mangiava lo resto di lagname. Ma quando la ragione ci tornava, alle serve di sovaci pensava, a chi calolare ci avanzava e niente di la vita ci mancava. Decisi alla casa di tornare, perdono a sovaci d'umanità. Quando lo raggio tutta a distanza ci potrà incontro qualche stanza, non è più tempo di ci ammazzare, una ricca festa organizzare, poi di meglio corpi di spantare e da mezzo all'urito infilare. Lo figlio, ventuto, perdono chi dia, d'un essere digno di figli volere. Lo bacio che al cielo si apprezzava, nello stesso tempo si lo basava. Quando lo frate tornò da campagna, venendo alla casa in festa magna, lo sanno in testa senza esagerare, la mia lo fece del bar. Rivolto a suo padre arrabbiato, ci disse al rimpollo garbato: Pennina, figlio tanto rispettoso, non è stato mai tanto amoroso. Piccolo, che ti ha abbandonato, non è calmato, hai sacrificato. Lo padre, che era buono, con pazienza, calmo rispondeva con intelligenza. Sto figlio era perso ed è tornato, era morto ed è risuscitato. Interpretazione di questa poesia. Adesso andiamo avanti con Rosalba Guarino, L'Umiracolo di Rinozzi di Cana. Buonasera Rosalba. Buonasera a tutti. L'Umiracolo di Rinozzi di Cana. Una festa nuziale a Cana c'era.